Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Come immaginavamo, il mercato del Napoli era destinato a subire un'accelerata negli ultimi giorni di mercato, fondamentalmente, o per meglio dire nella seconda parte di questo mercato invernale. Detto fatto, il Napoli piazza, chiude un paio di colpi in uscita e attenzione perché adesso, signori, Manna si potrà scatenare per regalare ad Antonio Conte i rinforzi necessari, ok? Che possano portare alla rosa del Napoli quelle caratteristiche tecniche che Antonio Conte non ha trovato in due colpi fatti chiusi questa estate, ovvero quelli relativi a Lucca e Noah Lang. Scopriamo insieme quindi tutti gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un bel like a questo video. Allora signori, partiamo subito. Il nostro Napoli, signori, batte 1-0 il Sassuolo di Fabio Grosso alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, nel terzo degli anticipi della 21esima giornata di Serie A. Prima vittoria dopo 3 pareggi di fila per gli azzurri, col tecnico salentino che non era presente in panchina, dovendo scontare, come sapete, la seconda giornata di squalifica dopo il rosso rimediato contro l'Inter. Successo di corto muso e 43 punti in classifica per i partenopei, a meno 6 dall'Inter capolista, e a meno 3 dal Milan che ha vinto, no, il posticipo contro il Lecce in casa. C'è grande attesa in casa Napoli per l'esito degli esami a cui si dovevano sottoporre Amir Ramani e Matteo Politano. Entrambi i giocatori sono usciti infortunati dalla sfida vinta per 1-0 contro il Sassuolo e nella mattinata si sono sottoposti ai test medici di rito per capire l'entità dei rispettivi problemi. E dall'infermeria, signori, purtroppo, che ci crediate o no, non arrivano buone notizie per Antonio Conte, ma per tutti noi in realtà, perché con ogni probabilità perderemo entrambi i giocatori in un momento delicatissimo di questa stagione. Vediamo insieme i due comunicati. Allora, quello relativo a Politano dice: in seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Ramani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano, lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo. Per quanto riguarda Ramani, ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori hanno ovviamente iniziato il proprio iter riabilitativo, quindi ecco, per entrambi i signori purtroppo con ogni probabilità staranno fuori parecchio, perché comunque si tratta di lesioni, emergenze e infortuni che per il nostro Napoli sembra non attenuarsi, anzi momento delicatissimo questo della stagione, dove dobbiamo assolutamente recuperare terreno in campionato e allo stesso tempo abbiamo una Champions League da giocare. Parliamo a questo punto di mercato, parliamo soprattutto di mercato in uscita, ok? Poi vi do gli aggiornamenti relativi alle entrate e i nomi che dovrebbero sostituire questi due giocatori. Lucca con ogni probabilità è vicinissimo a lasciare il Napoli dopo appena 6 mesi. L'attaccante, vi ricordo, è arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto dall'Udinese, non è riuscito a imporsi in maglia azzurra, finendo presto fuori dai piani di Antonio Conte, soprattutto dopo l'arrivo di Rasmus Højlund ad agosto. Sul giocatore è fortissimo il Nottingham Forest, che come riferito da Fabrizio Romano è in trattativa con il Napoli per un prestito oneroso con diritto di riscatto, trattativa che sarebbe a un passo dall'essere chiusa. Probabilmente quando vedete questo video, signori, magari sarà già chiusa, però intanto vi do l'aggiornamento in tempo reale. Gli inglesi, per avere Luca a gennaio, hanno messo sul piatto 1 milione per il prestito e 35 per il riscatto, una cifra che nel complesso soddisferebbe le richieste del Napoli, anche se gli azzurri, che per cedere Lucca hanno prima bisogno di riscattarlo a loro volta dall'Udinese, devono fare in fretta. Secondo quanto scrive Romano, ma anche Gianluca Di Marzio, il Napoli e il Nottingham Forest avrebbero già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del giocatore in Inghilterra. La palla dunque passerebbe al classe 2001, che ha bisogno di trovare una squadra in cui avere più spazio di quanto ha avuto finora in azzurro, soprattutto in ottica mondiale.
Luca ha faticato con il Napoli, finora ha giocato 22 partite in tutte le competizioni, solo 6 da titolare con un minutaggio complessivo di 585 minuti. Ha realizzato solo 2 gol e non parte da titolare in campionato dallo scorso 28 ottobre contro il Lecce. Quindi, signori, uscita veramente in chiusura, ecco, trattativa in chiusura. Per quanto riguarda invece Noah Lang, è arrivato dopo settimane di corteggiamenti l'affondo del Galatasaray. Gli infortuni che stanno condizionando la rosa a disposizione di Antonio Conte stanno mettendo pressione al direttore sportivo Giovanni Manna e ad Aurelio De Laurentiis, con un ricorso al calciomercato, no, che ora, signori, diventa fondamentale, soprattutto alla luce degli ultimi 2 infortuni che abbiamo subito contro il Sassuolo. Dal tempo Napoli e Galatasaray stavano trattando il passaggio in Turchia di Noah Lang, il quale non ha per nulla convinto Antonio Conte. Nella giornata di oggi è arrivata l'accelerata quasi definitiva, con la trattativa che è entrata nella fase avanzata della definizione. Secondo Pedulla, le cifre dell'operazione sono di un prestito oneroso da 2 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Napoli e Galatasaray fondamentalmente hanno stabilito tutto, cioè l'accordo è pronto. Ok, sicuramente data l'emergenza Lang non si muoverà prima della fondamentale partita di Champions League che vedrà gli azzurri affrontare in trasferta nella giornata di domani l'FC Copenaghen. Quindi, signori, un mercato del Napoli che sta iniziando ad infiammarsi. La prima alternativa alla partenza di Luca soprattutto è quella, ve ne ho già parlato ieri, di En-Nesyri, ok? En-Nesyri, reduce dalla finale di Coppa d'Africa persa dal suo Marocco contro il Senegal, può lasciare anche in prestito, ok? Signori, il prestito è una condizione fondamentale per il mercato del Napoli, il club turco del Fenerbahce, con cui è sotto contratto fino a giugno 2029. Vi comunico che sulle tracce del 97, ex Siviglia, c'è soprattutto, ovviamente, oltre al nostro Napoli, anche la Juventus, perché la Juventus sta cercando di prendere Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace, ma ha individuato in En-Nesyri un piano B qualora l'assalto al francese da parte della vecchia signora non dovesse andare in porto. Per Nolang invece il secondo nome che ruota intorno al Napoli in questo momento è Maldini, ok? Un italiano per il Napoli, Daniel Maldini, che arriverebbe dall'Atalanta. Anche su di lui, signori, vi segnalo l'interesse della Juventus che sta cercando un vice Ildiz e qualora Chiesa, obiettivo numero 1 della vecchia signora, dovesse sfumare, ecco che Daniel Maldini entrerebbe, ecco, nel mirino della vecchia signora. Quindi c'è da fare in fretta, soprattutto per En-Nesyri, perché, signori, in prestito il giocatore marocchino sarebbe un ottimo colpo. Poi vedremo su Daniel Maldini, però ecco, ci siamo, ormai il mercato del Napoli è entrato nella fase più calda. Ditemi cosa ne pensate di Noah Lang e Luca, di En-Nesyri, di Daniel Maldini. Sono i sostituti giusti per il nostro Napoli? Ditemelo nei commenti. Grazie per essere stati con noi.